Amici di Verde a Nord-Est, bentrovati. Come avete visto ci troviamo in una location unica, forse la più bella del mondo. Siamo a Venezia, nella splendida terrazza dell'Hotel Westin Regina per il primo appuntamento con questo evento Cena di Note che ci accompagnerà per tutta l'estate. Sono in compagnia, e lo saluto, del maestro Alessandro Tortato, benvenuto, l'ideatore di questa manifestazione, di questa splendida manifestazione. Allora abbiamo sentito, abbiamo visto, stiamo vedendo le magnifiche arie cantate da Francesca Scaini, dal soprano Francesca Scaini. Allora, maestro Tortato, un inizio possiamo dire davvero con il botto. Un inizio straordinario. Francesca Scaini, oltre a essere una straordinaria cantante, è anche una straordinaria artista e ha saputo dare al pubblico e a tutti noi grandissime emozioni. Emozioni in un luogo che a sua volta ci reca delle altrettante emozioni incredibili. Credo che questa sia la più bella terrazza di Venezia. Abbiamo davanti la Basilica della Salute, il bacino di San Marco. Allora, È lo spirito di Cena di Notte. allora, si inizia ogni anno da Venezia. Questo perché, maestro Tortato? Beh, la nostra manifestazione nasce anche geograficamente come manifestazione veneta. Quest'anno, grazie al successo che abbiamo avuto nelle edizioni precedenti, tra virgolette espatriamo, perché avremo anche delle serate in Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna. Certo che non può mancare un omaggio a quella che era il centro di tutto questo mondo anche culturale che è Venezia, e averlo in questo luogo credo che sia un privilegio non da poco, ecco. Allora, quello che abbiamo ascoltato questa sera e poi il magnifico abbinamento dei piatti che stiamo vedendo sono una cosa particolare. Sì, devo dire che nello spirito di Cena di Notte lo chef deve ispirarsi al tema del concerto, che questa volta trae spunto dalla definizione che Thomas Mann dava della città di Venezia, ovvero brivido fugace. Alberto Folla è uno chef veramente magnifico, mi spiace esagerare nei superlativi ma non posso fare altrimenti. E crea dei piatti in cui veramente c'è un brivido fugace, nel senso arrivano delle emozioni che svaniscono però restano nella nostra memoria, restano nel nostro ricordo di queste serate. Lo spirito di Cena di Notte è questo, darci delle ore di assoluta emozione, del piacere di stare insieme, del piacere di stare insieme in luoghi straordinari, con musica straordinaria e con piatti straordinari. Emozioni che si rinnovano anno dopo anno anche con un team collaudato, Scholler Bank e tutti quelli che fanno squadra con voi. Io sono onorato di avere come sponsor principale Scheller Bank, che, apro una parentesi, è lo sponsor principale, è uno tra gli sponsor principali del Festival di Salisburgo, quindi che un istituto bancario che è tra gli sponsor principali del Festival di Salisburgo appoggi una manifestazione come Cena di Notte ci dà grande lustro, grande prestigio. E poi devo ringraziare, oltre ai nostri media partner, Verde Nord-Est in primis, Cucina alla Moda, sicuramente l'altro grande soggetto che appoggia sin dall'inizio questa manifestazione, che è il Corriere del Veneto, il dorso regionale del Corriere della Sera. Allora, sono una serie di serate, una serie di eventi che ci accompagneranno per l'estate fino a settembre. Li vogliamo ricordare in occasione proprio Sì, di questa prima serata. in realtà arriviamo fino a metà ottobre, già questo mese avremo un secondo appuntamento a Rivignano in provincia di Udine, ma molto vicino al Veneto perché siamo nei pressi dell'uscita autostradale di Lignano, se non erro il 24 giugno al Ferraroot. Grande chef stellato Alberto Tonizzo, musica, il clavicembalo Roberto Loreggian, un concerto molto raffinato, un luogo molto raffinato, molto bello. Dopodiché passiamo nella seconda metà di agosto, appunto in Emilia-Romagna alla Tenuta Mara, un luogo incantevole dove un imprenditore illuminato nella sua tenuta vinicola ha creato addirittura una sala da concerti che noi sfrutteremo ovviamente per Cena di Notte.
E poi andremo a Malcesine sul lago di Garda, dove il comune per la prima volta aprirà la prima parte dello spettacolo anche non solo ai clienti, agli ospiti di cena di notte. Il concerto infatti si terrà al castello di Malcesine con Evelina Mascardi, che è il più grande liutista al mondo. Dopodiché cena alla vecchia Malcesine con chef Leandro Luppi, anche egli stellato. Passeremo poi l'ultima serata, appunto siamo circa a metà ottobre, alla Subida, quindi confini orientali con la Slovenia, serata dedicata al pianoforte, Val d'Ezzene, scene dal bosco, perché saremo al bosco della Subida, grande personaggio, l'ideatore di questo luogo magico della gastronomia, Josko Sirk, che aprirà la sua acetaia, che paradossalmente ha la forma di un auditorio, dove si svolgerà un concerto per pianoforte con la pianista Anna Del Rico. E poi anche qui sapori ispirati dal tema stesso del bosco. Dopo un grande artista come il maestro Alessandro Tortato, che salutiamo, un altro artista, questa volta dei fornelli, ma non solo, un artista che ci fa davvero capire cosa vuol dire cucinare e assaporare le pietanze, Alberto Foll, il brivido fugace. Allora, questa sera un menù particolare, Alberto. Sì, questa sera è un menù molto particolare. Intanto siamo sulla cornice vicino a San Marco, sul Canal Grande, e la nostra cucina ha interpretato questo brivido fugace. Siamo partiti con una zuppetta rigenerante, con lime, ginger, curcuma, un po' piccantina, anche un po' di peperoncino, dei gamberi confettati a dell'olio sempre dei gamberi, una spuma di pinoli e dei pinoli. E il comune denominatore un po' di questa serata, un po' quello che ci ha spinto e stimolato per fare questo evento, è il dolce del piatto, per cui c'è sempre qualcosa in dolce in tutti i piatti, e un po' la nota acidula, per cui o dall'erba o dal lime o un ingrediente un po' che va a richiamare proprio l'acidulo e il dolce. Allora, oggi è importante saper regalare a coloro che si siedono a tavola un'emozione. Penso che questa sera lei ci sia riuscito in pieno. Insomma, la musica sposa la cucina, una grande emozione. Sì, la musica, poi appassionato di musica, è una cosa bella. Il fatto di ascoltare la musica anche in cucina. Io amo tantissime cucine, c'è il silenzio, il fatto di avere la musica dà anche uno stimolo per creare anche dei piatti innovativi, delle cose differenti. Per cui... Allora, tante esperienze, Alberto Foll, tra cui questa con la musica. Adesso i nostri amici da casa stanno vedendo l'ordine che regna in questa cucina. Eccezionalmente le nostre telecamere sono entrate a vedere proprio come si lavora, ma non è finita qui, perché Alberto Foll andrà anche alla Biennale, quindi davvero c'è un connubio, la cucina si sposa benissimo alla musica ma anche all'arte in generale. Sicuramente anche l'arte è una cosa bellissima. Infatti con la Biennale abbiamo fatto un progetto, si chiama Senza Terra, che è un evento collaterale proprio sull'isola di San Servolo, dove abbiamo creato un menù ad hoc, e anche lì in questa occasione abbiamo devoluto per questa cosa benefica sul nostro menù una percentuale ricavata dal nostro menù andrà a una onlus che si dedicherà proprio al progetto, per cui è interessante anche scoprire questo progetto che abbiamo. Allora, bellissima questa serata qui su una delle terrazze più belle che ci sono sul Canal Grande, con il pianoforte del maestro Tortato e del soprano Francesca Boscaini. Allora, ricordiamo che la cucina è sempre e comunque emozione. Sì, sicuramente, l'emozione che dà un piatto ben riuscito. L'importante è che sia sano. Io sono dell'idea anche che un piatto ben riuscito deve essere musica per il palato e dare emozioni. Questa è la cosa principale. Allora, cambiando sempre, perché poi mi pare che il motto di Alberto Foll è: se fai sempre le stesse cose avrai solo quello che hai già ottenuto, quindi bisogna sempre mettersi in gioco, Alberto Foll. Sì, io sono dell'idea proprio sì, se fai quello che hai sempre fatto arrivi dove sei già arrivato, perché
perché è uno stimolo sempre di creare nuovi orizzonti. La cucina poi è un continuo cambiamento, e vediamo tutte queste iniziative con l'arte, con la musica, per cui è veramente una gioia anche avere l'occasione di lavorare per questi progetti interessanti. Grazie ad Alberto Foll e cari amici di Verde Nord-Est, questa puntata si è conclusa qui nella magnifica cornice dell'Hotel Westin Regina, sulla terrazza, su uno dei posti più belli, il posto più bello del mondo, il Canal Grande. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento, stessa rete, stessa ora, fra 7 giorni.